Dispirazione in talo campo di pallone. Murio Morosini, giocatore di Livorno. Terremoto a Palermo. Scanto in tale capitale siciliana. Parlamento italiano. Approvato lo paraggio di bilancio. Manifestazione pila Palestina. Israeli interdice la trasuta in talo paese. Crisi. S'allunga la lista degli suicidi. L'ultimo a Scicli. Benedica a tutti. Pallone. Sabato 14, mentre giocava a Pescara dalla Serie B, il giocatore di Livorno, Pier Mario Morosini, sentisi male e cadò in terra, disperatone. L'assistenza non lo poté salvare. L'ambulanza arrivava con ritardo di 5 minuti perché c'era una macchina della polizia municipale che bloccava la trasutta dello stadio. Lunedì 16 fecero l'autopsia, ma non si riuscirono a stabilire i motivi di sta morte. Morosini aveva 25 anni e la sua storia era sventurata. Perdiò padre e madre quando era picciotteddo e un frate handicappato che si ammazzava. Ci aveva rimasto una soro, pure ida handicappata. La Lega Pallone sospendeva la giornata in tutte le categorie. Terremoto all'8 e 21 minuti di venerdì 13 in Palermo e provincia, che si sentì magari in talo trapanese. La magnitudo fu di 4,2 e l'epicentro a 12 km in faccia della costa di Capaci e a 10 km di profondità. Dalla stessa mattinata ci furono altre scosse. Non due danni edifici o persone, ma solo tanto scanto. Alcune scuole fecero ire alla casa agli studenti. Lo martedì 17, lo Parlamento approvò lo cancio all'articolo 81 della Costituzione, inserendo l'obbligo dello paraggio di lo bilancio. Lo votarono i parlamentari di PDL, PD e Terzo Polo. Tutto insieme lo superano i 2/3 di maggioranza, a così non c'è di bisogno di un referendum per essere approvato. Di sta maniera la nazione italiana non può più decidere le sue politiche economiche, come spendere i piccioli dello Stato e quante tasse fare pagare alle cittadine. Al suo posto lo decide l'ESM, l'ente sopranazionale non eletto delle cittadine che amministra lo Fondo Salva State. Lo 16 aprile si fece la terza manifestazione annuale denominata Welcome to Palestine, benvenuti in Palestina, dalla quale attivisti di tutto il mondo vanno a Tel Aviv per manifestare in difesa degli palestinesi. Come succedeva l'anno passato, Israele si accordò con le compagnie aeree per impedire l'arrivo di centinaia di attivisti pro-palestinesi. Ci furono arresti a Bruxelles, proteste a Ginevra e Manchester. Filmati magari 7 attivisti a Roma di l'Italia, mentre a un italiano, Marco Parasio, se lo portarono dalla carcere israeliana, a Ramlah. Lo giorno 16 aprile a Beirut, la redazione giornalistica ADN Kronos riportava un articolo dell'agenzia ufficiale Sana che scrisse che il governo siriano accoglie favorevolmente l'invio di un gruppo di osservatori dell'ONU. Le autorità siriane così sperano che questo gruppo possa rivelare i crimini fatti dai gruppi terroristici armati. Lo 12 aprile si levava la vita a Scicli un impresario di soli 28 anni, maritato e padre di 2 picceridi. Troppo le spese e troppo piccole in casse. Questa situazione ci fece perdere la testa e s'ammazzava. S'allunga sempre più assai a così la lista dei suicidi in Italia per motivi economici dell'inizio dell'anno. Dopo le manifestazioni in tutta la Sicilia, le inutili discorsi con il governo regionale sordo alle richieste del movimento delle Forcuna e di tutti i siciliani, non resta che girare avanti con la protesta. Chi sto riassumendo è quello che disse lo 16 lo capo delle Forcuna, Mariano Ferro, che ha annunziato 9 blocchi a cominciare dal 28 di maio. Lo stesso lunedì a 16 a Raosa un centinaio di cristiani dette fuoco alle proprie partite IVA davanti alla Camera di Commercio. Delle Forcuna siciliane parte l'invito alle Forcuna di tutta l'Italia a aggiungere alla lotta che non è più solo dei siciliani contro lo malagoverno, ma di tutte le italiane. Lo 13 aprile la Wendyjet passò all'Alitalia. Con questa operazione l'Alitalia vuole alcanzare la conoscenza specialistica sviluppata di Wendyjet entro il settore dei voli a picca costo. L'antitrust, con a capo lo siciliano Petruzzella, pare che non aveva niente di dire. Secondo assai cristiani, invece, si sta facendo una concentrazione in tale trasporto aereo che porta aerei allo monopolio di Alitalia in tali trasporti di e per la Sicilia. La passata settimana lo Comitato della Sicilia e i Siciliani per lo Statuto fece sapere che ha cominciato le procedure per denunziare all'ONU la Repubblica Italiana per aver violato la propria Costituzione, lo Stato di diritto e i diritti delle minoranze in relazione alla questione siciliana. Praticamente si vuole informare l'ONU che l'Italia lascia la Sicilia in uno stato di non legalità costituzionale, perché non attua lo Stato siciliano che è legge costituzionale. La comunità siciliana in America sta appoggiando con forza questa iniziativa. Il dossier di denunzia si può consultare entro lo sito internet dossiersicilia.wordpress.com.
Numerosi sono le associazioni e i cittadini che stanno sottoscrivendo la denuncia, mandando una mail a Comitato Garagolo, la Sicilia Siciliani per lo Statuto.org. Lo giorno 14 aprile, lo notiziario di speleologia scintilena pubblicò un articolo intitolato Arrossuta preistorica di l'autrice Lara Nolan. La notizia clamorosa dice che nella grotta sudafricana di Wonderwerk si trovarono tracce di ossa bruciate e ceneri di resti vegetali. Alcuni studiosi dissero che si tratta di resti di foche controllate di uomini e che la data degli resti è di circa 1 milione di anni fa. Questi studi, fatti per mezzo di analisi micromorfologiche e di la microscopia all'infrarosso, fanno pensare che l'uomo utilizzarono lo fuoco 300.000 anni prima di quanto abbiano ipotizzato gli scienziati sino a ora. Benedica a tutti, pallavolo. Dopo 6 anni, la squadra siciliana torna alla Serie A2 femminili. Sabato 14 aprile, l'MG Engineering Marsala, vincendo PCA 1 contro l'Ufilocciano, conquistò la storica promozione con l'anticipazione di 3 giornati. Pallacanestro. Dopo una settimana inquieta per un ritardo nel pagamento degli stipendi, domenica il Barcellona perdì per 100-85 a Sant'Antimo contro l'ultima alla classificazione. In tali play-out di la 1 femminili, la passata settimana l'Upriolu vincì contro lo Cagliari e si salvò, mentre l'Arcamo perdì con lo Pozzuoli e aveva giocare per lo salvamento contro i cagliaritani. Formula 1. Domenica si tiene a Shanghai il Gran Premio di Cina. Vincì il tedesco di la Mercedes Nico Rosberg, che precedì a Button. Terzo Hamilton, nuovo capo della classificazione di Lumunali. Mali di Ferrari, nono Alonso e 13° Massa. 25 aprile, sagra della cacocciola a Cerda. Per tutti i kid a cui ci piace sto ortaggio si presenta l'occasione di tastare le cacocciole cucinate in diversi maniere. Un appuntamento popolare, culturale e gastronomico della cittadina conosciuta per la coltivazione dei prodotti della campagna siciliana. Lo 25 aprile si tiene a Vizzini la sagra della ricotta e del Lucascio. La ricotta fresca è il prodotto tipico della città di Vizzini e è diventato man mano la protagonista della festa di questa città di Lucatanesi. Sono previsti tastamenti, eventi musicali, sfilate per le strade con carrette siciliane, sbannerature e gruppi popolari. Chiese e musei sono aperti e si possono visitare con orario continuo per tutta la giornata. Dallo 25 aprile allo 1 maggio si tiene a San Vito la Settimana della Musica, una settimana china di eventi organizzati dall'Associazione Socioculturale e Bandistica che vuole promuovere il territorio di San Vito, Macari e Castedduzzo, ma pure la poesia, la musica, la pittura e la cultura popolare siciliana. Il programma è ricco di manifestazioni, esibizioni di balletti e musica, tastamenti di couscous che si concludono con il gran concerto dello 1 maggio. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo. Salutiamo.